Tutto pronto per la versione digitale Storia Veneta in Villa, seconda edizione. Il percorso tematico alla scoperta di un periodo indimenticabile della nostra storia, la civiltà di Villa, sviluppatasi nel corso del governo della Serenissima Repubblica di Venezia. Siamo felici di proporre questa rassegna anche quest'anno, in cui ricorrono i 1600 anni della fondazione di Venezia, avvenuta nel 421. Storia Veneta in Villa è un progetto sviluppato in 5 ville, ideato e curato dall'Associazione Veneti nel Mondo per promuovere la cultura veneta, non solo nei confini regionali, ma anche tra le comunità venete all'estero. Dopo la tappa vicentina in Villa Rezzonico a Bassano del Grappa, quella padovana, Giardino Monumentale di Val San Sibio, a Galzignano Terme, ci siamo spostati in provincia di Verona, ospiti in Villa Rizzardi, a Negrardi Valpolicella, Villa Sigurtà Valeggio del Mincio e Villa Sagramoso Sacchetti già d'Arco a Verona. Ci hanno accompagnato in qualità dei relatori Guido Veltramini, direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, che ha parlato di Palladio nel mondo, Giuseppe Rallo, architetto direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, che ci ha illustrato il rapporto tra villa e paesaggio. Edoardo Demo, professore dell'Università di Verona, che ci ha intrattenuto su villa ed economia nel Rinascimento, nuove prospettive di ricerca. Antonio Foscari, già professore dell'Università UAP di Venezia, che ha presentato la sua nuova ricerca dedicata al Palladio e Palazzo Ducale. Maurizio Ripa Bonatti, professore dell'Università degli Studi di Padova, con il suo intervento dedicato agli ospiti in villa, oasi per foresti, e Andrea Zanini, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Udine, con la relazione Venezia dall'acqua alla terraferma, boschi, ambiente e risorse nell'età della Serenissima. E Marcello Maria Fracanzani, presidente dell'Associazione Nobiliare Regionale Veneta, con forma, formalismo, cortesia, il linguaggio veneziano fra contegno ed architettura. Ricordo che l'iniziativa Storia Veneta si realizza grazie al coinvolgimento delle ville ospitante, che hanno condiviso le finalità del progetto, alla disponibilità dei relatori, grazie al sostegno della Regione del Veneto con il marchio turistico regionale Veneto Talent of Venice e il patrocinio del Ministero della Cultura, che ha riconosciuto l'alto valore culturale della rassegna, l'Istituto regionale Ville Venete, presieduta dal professor Restucci, che è un ente istituito nel 1979 per la salvaguardia del patrimonio artistico delle ville della Regione del Veneto e la Regione del Friuli Venezia Giulia. Il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, che ha sede a Vicenza e comprende il Palladio Museum. Dal 1958 è impegnato nella ricerca, nello studio della storia dell'architettura. Direttore è Guido Veltramini, relatore del primo evento di questa rassegna. Anche l'Associazione Nobiliare Regionale Veneta, nata nel 1958, che promuove studi giuridici, storici, araldici nell'ambito veneto, presieduta da Marcello Fracanzani. E infine due importanti associazioni che riuniscono i proprietari di immobili storici, componenti importanti del nostro patrimonio culturale, come sono l'Associazione per le Ville Venete, presieduta dalla sua presidente Isabella Colalto, e l'Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Veneto, presieduta dal presidente Giulio Gidoni. Abbiamo avuto alcuni video saluti istituzionali ricevuti dai circoli di Veneti nel mondo, che hanno arricchito questi eventi culturali. Ci hanno inviato i saluti dal Brasile, dal Colombo Brasile, dall'Australia, anche dall'Argentina, e abbiamo avuto la presidente del Circolo di Veneti nel Mondo di Lima in Perù.
Concludo con una riflessione da presidente dei Veneti nel mondo. Io sono nato all'estero da famiglia veneta e sono cresciuto sentendo le storie di famiglia, ma soprattutto imparando a amare la cultura di origine. Dobbiamo raccontare queste bellezze e come si fa a non raccontarle? Quindi sento questo impegno in prima persona e come associazione continueremo a dedicarci all'organizzazione di attività ed eventi per favorire, per far conoscere il Veneto e le sue bellezze, tra queste le ville, sia alla cittadinanza regionale che all'estero. Beni culturali unici al mondo, che costituiscono un componente fondamentale del patrimonio storico del Veneto. La loro diffusione, iniziata nel 400, ha interessato larga parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, favorendo lo sviluppo all'agricoltura, alla creazione di un nuovo assetto territoriale e paesaggistico. Il sistema culturale delle ville venete è espressione di un patrimonio molto rilevante. Nel territorio veneto, l'Istituto regionale Ville Venete ha censito 3.782 ville, con una media di 6,5 ville per ogni comune, considerando che nel 92% dei comuni del Veneto ne ospita almeno una. Il sistema delle ville, dalla grande villa monumentale a quella villa di campagna, è la rappresentazione visibile della nostra identità, dei nostri valori culturali. A 1600 anni della fondazione di Venezia, le radici profonde non gelano.